Eder. Mac. Pallister. Luciano Garofano, facente parte della grande famiglia di quarto grado. Da luglio è stato ingaggiato come consulente dal marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visindin. Permangono le contraddizioni che sono sotto gli occhi di tutti, con elementi che da una parte sembrerebbero indirizzarsi verso il suicidio, e altri che invece non lo consolidano. È strano il fatto che la donna è morta pochi giorni prima del ritrovamento del corpo, ma che nelle settimane precedenti non sia mai stata intercettata, e non quadra nemmeno che sia stata trovata con addosso gli stessi vestiti del giorno della scomparsa. Fanno pensare poi le modalità con cui si sarebbe, e uso apposta il condizionale, suicidata. I sacchetti e il cordino serrati in maniera non definitiva e quei due ulteriori sacchi della spazzatura sul corpo stridono con quello che in gergo tecnico viene definito suicidio da sacchetto di plastica. Procura e squadra mobile hanno fatto un enorme lavoro, ma come consulente sono contento che il GIP abbia colto i dubbi di tutte le parti, disponendo nuovi accertamenti. Con la Cattaneo ci siamo visti la scorsa settimana, stava concludendo la consulenza relativa alla morte di Saman Abbas. Mi ha detto che avrebbe studiato tutti gli atti relativi al caso Resinovic a sua disposizione. Siamo rimasti d'accordo che dopo questo studio, che dovrebbe essere realizzato al massimo per la fine di ottobre, mi avrebbe contattato per comunicarmi la sua decisione in merito all'eventuale riesumazione del cadavere. Io non sono un medico legale e quindi mi rimetto alla valutazione della dottoressa Cattaneo, ma in tanti casi anche una riesumazione molto postuma ha disvelato scenari completamente differenti. Non voglio gettare critiche sull'operato del medico legale Fulvio Costantinides, ma quattro occhi sono meglio di due. Nel senso che magari l'esperienza della Cattaneo potrebbe aggiungere altri elementi. Io mi concentrerò sulle tracce biologiche, su tutto quel materiale come sacchi e abiti, su questi elementi le analisi, che sto seguendo assieme alla polizia scientifica, sono in corso, quindi non abbiamo ancora gli esiti definitivi. Se ci sono dei sospetti sul marito di Liliana, sono alimentati da mere sensazioni, quando sappiamo che tutti i riscontri dell'indagine escludono un suo coinvolgimento. Negli ultimi giorni internet si è riempito della notizia che Gabriella Micheli è figlia di Claudio Sterpin. Non potevo non fare quindi gli auguri a Claudio per questa nuova paternità. Sì, grazie, io sapevo di averne due di figlie, una più, una meno, meglio abbondare quam deficere, no? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.